Nome e cognome. Norberto Faga, Anno, nato a Benna 12 marzo del 1929, residente a Benna il reparto. e potrei dire fondatore del gruppo di Benna, unico superstite sono ancora io. Il reparto dove eri a militare. Il reparto da recluta ho fatto il CAR a Bra e poi siamo stati trasferiti a Osta, battaglione Osta. Cosa ricordi della sera del 6 maggio 1976? Cosa stavi facendo in quel momento? Qual era il tuo lavoro? Allora, del 76 ero a casa. Avevi già una famiglia? Figlio e una figlia. E come accolsero la tua scelta di andare a aiutare in Friuli? Allora, le dirò una cosa. Sono stati entusiasti e lo sono ancora adesso. Credo che in Italia volontari ci sono, ma che hanno fatto, quelli che hanno fatto gli alpini, ce ne vorrà del tempo. Nel cantiere di quale paese sei andato a lavorare? A Moggio Udinese, cantiere numero 7. Con te c'erano tuoi compaesani o amici? Perona, Barbera, Desanet, al Grosso, poi c'era a Cosala, al Pero Viale, ce n'erano tanti. Di Benna c'era uno solo, che è andato la settimana prima di noi, Carta Fornon Raffaele, un uomo che non si è mai voltato indietro una volta per dire il pens per mie troie, veniva subito. Che ricordi hai di quei giorni in una zona tanto devastata? Quando siamo arrivati a Moggio, allora, dei gran falò di porcherie e che prima di noi sono arrivati quelli dell'Austria con già macchinari che noi non neanche pensavamo di averli. E di lì è cominciata una cosa normale da fare tutto. Che sentimenti provavi mentre lavoravi e quanto incidevano questi sentimenti sull'impegno e la fatica fisica? Allora, la fatica fisica non l'ho mai sentita, mai, perché ho cominciato a lavorare a 12 anni e sono smesso a 80 perché la signora presso mi ha detto signor Faga, è ora di andare in congedo adesso.
E difatti mi è arrivata la mia letterina con quello che ho fatto, i ringraziamenti e tutto. Qual è stato il tuo rapporto con la popolazione terremotata? Hai mantenuto rapporti con loro anche negli anni successivi? Molto, molto. Allora le dirò che io il Friuli era la prima volta che andavo. L'accoglienza da dove passavamo per il lavoro, per andare a prendere materiale, era un continuo, ci vediamo ancora domani. Hanno fatto tanto per noi in Friuli e noi abbiamo dato tanto anche. E difatti i risultati si vedono. Hai mantenuto rapporti con loro anche negli anni successivi? Sì, ancora adesso. Ancora adesso. Quanto questa esperienza ha influenzato la tua vita e soprattutto il modo di affrontarla? Allora, la prima cosa, essere sereno, sapere quello che vai a fare e cercare di fare tutto il possibile da onorare il corpo che siamo nati, alpini. Il Friuli, tanta gente diceva, se sei rinemi auci, quelli erano gente di noi qua perché parlare così. Se sei rinemi noi che andava tutta a Rabel, c'era delle catapecchie proprio, La prima volta che andiamo su, io, Barbera, Perona e Desanet, e quando hanno inaugurato il comune di Moggio. Quando hanno inaugurato il comune di Moggio, la città è uno splendore. Lei è stato? Sì. Moggio è uno splendore. Ritieni che anche oggi ci potrebbe essere una mobilitazione volontaria come quella che misero in campo gli alpini 50 anni fa? Allora, dovevano già anche pensare prima. Finché c'è alpini, non solo che lo dico io, ma tanta gente, finché c'è alpini, l'Italia è un posto sicuro. Qualsiasi momento che hanno bisogno di qualsiasi cosa, non hanno mai detto no. E che dovrebbero gli alpini non averne qualche centinaio, ma qualche migliaio, da tenerli lì in caso di cattivo. Sono stato a lavorare in Francia, volontario. Ci hanno fatto tutti gli elogi che c'erano da fare. Sono ancora adesso amico con tanti francesi perché noi siamo gemellati con quella città. Che città è? Moggio Udine. No, lo sai. Parco Cane.
Lentigny, Ah, ok. Lentigny, Francia. È sulla la Loira. Faccio ancora un'ultima domanda Sì. io. Hai qualche ricordo particolare della tua esperienza di Moggio Udinese? Ma al Moggio Udinese, allora, la cosa bella che non me va più via. Si è sposata la figlia dove lavoravamo, ci hanno mandato l'invito, siamo stati a Moggio 2 giorni. Da allora io Moggio ce l'ho sempre qua, perché loro erano mal messi, però avevano un cuore così. Quello che potevano facevano. E ancora adesso vorrei andare una volta, ma non posso più. La mia età. Io ti ringrazio tantissimo e chiudiamo qui.